Un vorticoso giro di usura che veniva attuato anche mediante intimidazioni armate è il risultato dell'operazione Shark dei Carabinieri di Reggio Calabria e della Polizia, che ha portato oggi a 25 arresti e 2 fermi nella Locride. Gli interessi applicati a imprenditori e piccoli commercianti arrivava fino al 20-22%. Quando i debitori non riuscivano a restituire il capitale con gli interessi, gli usurai li costringevano a intestare loro le auto di proprietà. I Carabinieri hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio nell'anno scorso, dopo una serie di segnalazioni su alcune intimidazioni, da cui è emerso poi un ingente giro di affari gestito, secondo l'accusa, da esponenti della cosca dei Cordì di Locri. Le persone arrestate sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, usure, estorsioni e minacce. Polizia e carabinieri stamani hanno sequestrato anche beni, tra cui un'impresa edile, un negozio di telefonia ed una società immobiliare ritenuti provento dell'attività usuraia. I particolari dell'operazione sono stati resi noti in una conferenza stampa presieduta dal procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone, per cui determinanti sono state le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Domenico Novella e Bruno Piccolo, morto tempo fa suicida in Abruzzo. Nell'abitazione di Gerardo Gaustella, inoltre, sono stati trovati e sequestrati 40 orologi Rolex in oro del valore di 400.000 euro e 130.000 euro tra assegni e contanti.